Focus dell'Ordine degli Architetti di Agrigento sulla decementificazione. Il futuro punta alla rigenerazione urbana, uno sviluppo sostenibile e compatibile con l'ambiente, utile anche ai comuni oggi attanagliati tra fragilità dei centri storici e poche risorse economiche. L'obiettivo è quello di stimolare un'inversione di tendenza di quelle politiche di gestione del territorio che sono state adottate nelle nostre città durante gli ultimi 50 anni. Politiche che hanno puntato ad un'espansione assolutamente sovradimensionata rispetto alle reali esigenze abitative, determinando una serie di criticità, l'abbandono dei centri storici, l'eccessivo consumo di suolo che viene sempre più impermeabilizzato, determinando poi quelle alluvioni e quei disastri ambientali a cui siamo abituati a vedere con una frequenza sempre più allarmante. Sono questi gli argomenti che verranno affrontati nella 2 giorni del prossimo 12 e 13 maggio al Castello Chiaramonte di Favara. La prima giornata, il venerdì 12 maggio, sarà dedicata alla presentazione e all'inaugurazione di una serie di mostre sulla rigenerazione urbana sostenibile che da un lato rappresenta e contiene le esperienze fatte in Italia, in Sicilia, ma anche in tutta Europa. Ci saranno mostre di esponenti in materia di urbanistica di caratura internazionale, di riconosciuta fama come Mario Cucinella, Oriol Capedevia, e poi altre sessioni di mostra dedicate invece agli studenti della facoltà di architettura o corso di studi in architettura, curate dai professori Maurizio Carta, Gianfranco Tuzzolino, Alessia Cilona e Valeria Scavone. Ci sarà una mostra, tutte queste mostre saranno in diversi punti della città: Castello Chiaramontano, la Farm Cultural Park, il Vicolo Luna, la Piazza Cavour, che ospiterà una mostra di architettura pura, oltre che di urbanistica. Quindi ci sarà questo museo a cielo aperto, potremmo dire mostre a cielo aperto, e il giorno successivo invece sarà dedicato al convegno, quindi il momento di confronto che vedrà impegnati studiosi, esperti in materia, esponenti del mondo accademico, oltre a quelli che ho già citato, ma anche rappresentanti delle istituzioni regionali, locali. E Favara non è una location casuale. Favara è una città che ha visto l'esperienza positiva della Farm Cultural Park. Questa esperienza ha stravolto la città sia da un punto di vista economico che sia da un punto di vista urbanistico, dando impulso a molte attività economiche. Questa idea, questo progetto nasce dall'idea di Andrea Bartoli e Florinda Sajeva, che hanno creato questo centro culturale proprio a Favara, dando rilievo sia nazionale che internazionale a questa città. Quello che si celebrerà a Favara il 12 e il 13 maggio è un evento storico, non solo per la città di Favara, ma per l'intera provincia di Agrigento. Viene a relazionare e ad esporre un architetto di fama mondiale, Mario Cucinella. Siamo veramente orgogliosi di questo, perché ha scelto Agrigento per venire a relazionare sulle sue esperienze di riuso in tutto il mondo. Insieme a lui ci sarà anche Oriol Capdevila, che ha trasformato Barcellona insieme al suo studio MBM in occasione delle Olimpiadi. Oggi chi visita Barcellona certamente la riconosce come una città diversa da quella che era 30 anni fa.